L'automotive, settore strategico del Veneto, preoccupa non poco. Si registra un calo importante dovuto anche alla limitata domanda della Germania, principale paese di esportazione. Tengono bene i veicoli da trasporto, così come il chimico farmaceutico. Meno bene l'agroalimentare, male invece la moda. In forte rallentamento il settore petrolifero energetico, così il presidente dell'agenzia ICE Matteo Zoppas, che si sofferma sullo spettro dei dazi che ancora fa da padrone. Se l'export tutto sommato sta tenendo con un più 1,1%, si registra una flessione della produzione con un meno 1,2%, una situazione, spiega il presidente, meno negativa di quello che ci si aspettava. Con questi annunci dei dazi che ci sono stati, aperture, chiusure e quant'altro, e l'atteggiamento anche prudente degli imprenditori e anche degli acquirenti nel fare o non fare magazzino all'estero, ci aspettavamo un calo maggiore. A far da padroni rispetto ai dazi è stato un clima di incertezza. C'è una valutazione razionale da parte degli imprenditori di come comportarsi a seconda della situazione. Non c'è una visibilità lunga, in questo momento c'è ancora questa spada del 50% che potrebbe cadere sui prodotti esportati in America, ma già oggi ci sono delle notizie da parte dello stesso presidente Trump che crede che le negoziazioni stiano andando nella direzione giusta. L'attività produttiva del settore manufatturiero nel Veneto orientale prolunga la fase di debolezza a inizio dell'anno, ma con segnali di lento recupero e stabilizzazione. Non si intravedono chiari segnali di svolta a breve, ma la produzione attesa stabile tra aprile e settembre dal 61,3% delle aziende. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, rimane cauta sui dati del primo trimestre e lancia un appello al governo. Sicuramente è un momento difficile, bisogna affrontare il tema dazi. Noi stiamo chiedendo una politica industriale italiana ed europea forte e che sappia guardare avanti con una visione di durata almeno di 3 anni. Sicuramente mettere mano al tema dell'energia, che è il tema che sta mettendo in difficoltà maggiormente le nostre imprese, e poi sicuramente sostenere gli investimenti e le imprese che investono. Costi dell'energia del 40% superiori al prezzo medio europeo e con punte dell'80%, effetti delle politiche commerciali USA, minacce di import massiccio dalla Cina come reazione indiretta ai dazi. Queste sono le principali criticità che ci chiamano tutti ad un cambio di marcia, termina la Carrone. I prossimi mesi saranno cruciali per la nostra economia.